Grazie, buongiorno a tutti. Se qualcuno si chiede perché in un festival che quest'anno ha come tema respiro parliamo delle piante, la risposta è abbastanza semplice. Se noi respiriamo è grazie alle piante. Le piante hanno cambiato radicalmente l'atmosfera terrestre producendo ossigeno e consentendo a specie come la nostra, oltre che a tante altre, di occupare gli ecosistemi terrestri e svolgere una respirazione di tipo aerobico che sfrutta l'ossigeno. Sono quindi componenti fondamentali del nostro sistema naturale, ma oggi vogliamo soprattutto discutere non tanto degli aspetti più tecnici su come funzionano, come fanno la fotosintesi, come sfruttano gli elementi nutritivi del terreno, quanto come noi umani ci poniamo rispetto alle piante. E questo è l'argomento di due libri molto interessanti che vi consiglio di leggere entrambi, che sono stati scritti, uno da Mauro Ferrari, Le piante non sono animali verdi, l'altro da Paola Bonfante, Piante, noi e loro. Negli ultimi anni sicuramente abbiamo assistito a un cambiamento nella narrazione che si fa del rapporto fra pianta e piante e anche fra uomo e pianta. E in qualche modo questa narrazione nuova è diventata anche un paradigma di come, quando semplifichiamo eccessivamente e a questo aggiungiamo una visione molto antropocentrica, questo ci può portare a una comunicazione scientifica che non risponde in maniera rigorosa alla realtà biologica e che anche tradisce la complessità del reale. Si è parlato molto di piante che sono dotate di coscienza, di intelligenza, che comunicano, che accudiscono i propri figli, e tutto questo ha avuto sicuramente facile presa su una società che ha sicuramente oggi più che mai un grande bisogno di essere rassicurata sul suo rapporto con la natura. E questi sono i temi che vogliamo affrontare. E vorrei partire chiedendo ai nostri due ospiti, che ringrazio già per aver accettato il nostro invito, di cercare brevemente per il nostro pubblico di inquadrare il problema di cui avete voluto occuparvi nei vostri due libri. Marco, vuoi iniziare tu? Sì, il mio libro, a differenza di quello di Paolo Bonfante, è un po' più mirato a esaminare un problema, anzi sarebbero due, perché due capitoli trattano di due problemi fondamentali, come diceva il professor Morganti, il nostro rapporto con le piante. Il primo, tanto per essere evidente, chiaro, evidente, è quello del considerare le piante intelligenti. Qui, come in tutto il resto della discussione, e credo che Paola Bonfante sia d'accordo con me, è anche una questione di definizioni. Se la definizione di intelligenza è quella, diciamo così, biologica, per cui l'intelligenza vegetale, animale, eccetera, è una qualità, una categoria che consente agli esseri viventi di superare gli eventuali ostacoli posti dall'ambiente, possiamo anche dire che le piante sono intelligenti. Come sono intelligenti però la maggior parte degli animali che conosciamo, probabilmente tutti, dentro questa definizione, come sono intelligenti però anche i batteri o i cianobatteri o gli archea, cioè tutti gli esseri viventi molto più piccoli di noi e delle piante, che ci hanno preceduti di qualche miliardo di anni nella storia della vita sulla Terra e che sono ancora molto presenti, e se sono presenti significa che hanno superato tutti i problemi ambientali. Però il problema grosso è che una definizione così è troppo liquida, troppo ampia, troppo universale per essere considerata scientificamente rilevante e importante e interessante. Se andiamo a restringere un po' la definizione e cerchiamo anche di introdurre
categorie che sono proprie degli animali, ovviamente a questo punto le piante hanno un'intelligenza, chiamiamola un'intelligenza vegetale, se vogliamo concedere a loro l'intelligenza. Il problema maggiore, secondo me, in questo caso è il passo successivo, cioè il voler attribuire alle piante non soltanto un'intelligenza, ma anche una senzienza, e anche qui è da definire, e soprattutto una coscienza. Le definizioni di coscienza sono oltre 20, mettiamola così, quindi potete ben capire che non è facilissimo trovarne qualcuna che si applichi a tutti gli esseri viventi con rigore scientifico. Però, e qui lascio la parola a Paola Bonfante, credo che dal punto di vista dell'analisi del mondo vegetale possiamo abbastanza tranquillamente dire che le piante non hanno una coscienza. Il non avere una coscienza non è un qualcosa di negativo, ovviamente. Le piante sono totalmente diverse da noi, tanto che alcuni li considerano alieni. Apro una parentesi, secondo me le piante non sono aliene, sono i veri abitanti del pianeta Terra, e gli alieni siamo noi, fondamentalmente gli animali, che è una percentuale bassissima della biomassa. Però credo che posso rimbalzare l'opinione di Paola Bonfante come... Allora, grazie Michele, grazie Marco, buongiorno, buon mattino a tutti quanti. E allora io vorrei prima del dire ma perché ho scritto questo libro che si intitola Piante, noi e loro. Allora, ho incominciato a occuparmi di piante e delle loro relazioni con i funghi, diciamo, negli anni 70, appena laureata, e per tutti questi anni io ho sempre avuto le piante proprio come attrici dei miei esperimenti, che quindi seguivo con tutta l'ansia che noi sappiamo quando facciamo un esperimento e ci aspettiamo che risponda alle nostre ipotesi. Ma in realtà poi in tempi molto più recenti mi sono resa conto che le persone, sono chiaramente la maggioranza che non fanno i biologi vegetali di professione come lavoro, guardano alle piante in un modo completamente diverso. Questo mi ha molto incuriosito e quindi ho cercato in questo mio libro di quindi rispondere delle domande forse in modo più superficiale, ma forse più ampio rispetto ai temi che tratta Marco, proprio chiedendomi ma com'è che nel quotidiano le persone, molto anche le donne, perché lo sento anche molto spesso come un problema di genere, guardano alle piante. E quindi ho cercato di affrontare dei temi diversi che vanno quindi certamente dal problema della presunta intelligenza, presunta sentenza delle piante, ma anche al nostro rapporto con le diete vegetali, l'arte, la letteratura, le guerre, e quindi come guardiamo le piante in queste diverse condizioni, sempre però cercando di dire, più o meno ho una postura da professoressa, da ricercatrice, quindi mettiamo l'idea della ragione e confrontiamola quindi con questo mondo di sentimenti che esiste, perché spesso mi sembra di capire che anche nell'affrontare il discorso appunto dell'intelligenza delle piante spesso c'è un forte coinvolgimento emotivo, mentre invece noi come ricercatori cerchiamo di vederlo da un punto di vista scientifico, affrontando degli approcci che sono proprio quelli della metodologia scientifica. Ci sono indubbiamente delle grosse differenze fra piante e animali e fra piante e uomo nella loro costituzione biologica. Una di cui tu, Marco, hai parlato nel tuo libro ha a che vedere ad esempio con la modalità con cui si sviluppano. L'uomo ha una simmetria bilaterale, ha una testa e una coda, le piante hanno una struttura dove simmetria non si vede e hanno una struttura modulare. Potresti magari dirci qualcosa di più su questo, che è una caratteristica che credo importante da tenere a mente? È una caratteristica fondamentale, assolutamente fondamentale. Per ragioni evolutive che ora diamole per scontate,
la stragrande maggioranza degli animali ricadono sotto una categoria che si chiama quella dei bilateri, cioè noi abbiamo una destra a sinistra, un alto in basso, un avanti e indietro. Apro una parentesi: ieri al canale di Trieste ho fotografato delle meduse, delle grosse rizostomee molto grosse, sono tra i pochi animali non bilaterali, quindi mi ha colpito questo fatto qua, erano lì in un'acqua quasi dolce. Comunque, chiudo la parentesi. Siamo fatti così, come diceva un famoso cartone animato di qualche anno fa, perché abbiamo bisogno di un centro di controllo. Un centro di controllo che è nato, quanto? 500 milioni di anni fa circa, che consente agli animali e a tutte le specie che sono dotati di simmetria bilaterale di andare in una direzione per sfuggire al predatore, per cercare la preda, per cercare il cibo, per cercare il rifugio, eccetera, eccetera. Le piante hanno scelto, tra molte virgolette ovviamente, la scelta è una cosiddetta scelta evolutiva, loro non l'hanno fatto con coscienza, torniamo indietro a quello che dicevamo prima, hanno scelto una via totalmente diversa, quella della modularità, cioè del fatto che ogni pezzetto del corpo della pianta ha caratteristiche della pianta stessa. Un ramo ricopia la struttura del tronco intero. Un rametto con la foglia in cima fa lo stesso. Questa caratteristica fa sì che la loro stessa vita sia totalmente diversa dalla nostra, unita anche a un'altra caratteristica, cioè il fatto di essere immobili, tecnicamente sessili, corretto? Sessiono ferme, non hanno bisogno, ancora una volta la parola bisogno va messa tra virgolette, di inseguire la preda come potrebbe fare un crostaceo, un Anomalocaris, uno squalo, eccetera. La preda, cioè il cibo, gli viene dal sole, da 2 miliardi e 700 milioni di anni fa. Non hanno bisogno di spostarsi. Quindi, vedete, sono scelte evolutive totalmente diverse che hanno portato, e qui torno al discorso di prima, a una differenza di stili di vita, di metabolismo, di riproduzione, di tutto quello che volete, abissale rispetto agli animali. Voler innestare nelle piante caratteristiche degli animali, perché in fondo, probabilmente poi torneremo su questo discorso, ci fa comodo, ci rassicura, ci tranquillizza, vuol dire voler cancellare miliardi e miliardi di anni di differenza tra noi e le piante. Paola, torniamo e dopo... Sì, volevo solo aggiungere un punto eventualmente a queste grandi differenze che io sento come molto importante, vale dire che le piante hanno una potenziale immortalità. Questo è veramente un qualcosa di straordinario, perché noi diciamo che questa è veramente una forte differenza, perché nelle piante esistono queste cellule che si chiamano cellule meristematiche, che più o meno si associano e si possono ricondurre alle stem cell degli animali, però hanno ancora ulteriori caratteristiche. Siccome hanno proprio dei tassi, diciamo, di divisione molto molto rallentati, hanno delle capacità di riparo del DNA molto efficienti, noi sappiamo benissimo che le piante hanno teoricamente questa potenziale immortalità, e questo lo vediamo anche poi proprio veramente nella presenza di questi famosi alberi monumentali che possono avere 1000 anni. Quindi questo, secondo me, unito all'immobilità, unito a questo discorso della struttura modulare, ci fa subito capire la forte differenza. Poi, se vogliamo andare anche nel più tecnico, queste differenze che ci sono tra le linee germinali e le linee somatiche, che nelle piante non sono così accentuate, cioè ci fanno proprio capire subito che cosa intendiamo quando diciamo che le piante sono altro da noi, hanno veramente una loro alterità, e quindi questo porta proprio a dei programmi diversi. Ma Paola, torniamo un attimo a quello che diceva Marco, cioè il fatto che le piante sono organismi sessili, quindi incapaci di muoversi. Quindi se noi veniamo investiti da una radiazione solare
troppo elevata, tutto quello che facciamo ci mettiamo un cappellino oppure andiamo sotto l'ombrellone. La pianta non ha questo lusso, la pianta deve montare una risposta che le consenta di sopravvivere anche in presenza di questo stress ambientale. E noi biologi tendiamo a vedere questa reazione come un insieme di processi cellulari, non gli diamo altri significati, mentre secondo alcuni il fatto che reagiscano agli stimoli è sufficiente per poter dire che sono senzienti e intelligenti. Com'è che si crea questa discrepanza? Sbagliamo noi? Certo, allora è chiaro che le piante hanno delle capacità proprio straordinarie di rispondere a tutti diciamo, i segnali ambientali. Pensiamo solo a un qualcosa che è sempre veramente straordinario: nel momento in cui si allungano le giornate, la maggior parte delle piante fiorisce, ma fiorisce proprio contemporaneamente, lo vediamo benissimo nei nostri balconi, nei giardini, nei boschi, nei prati. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono dei meccanismi comuni che effettivamente gli scienziati hanno studiato molto bene, per cui le piante sanno distinguere quella che è la lunghezza delle ore del giorno rispetto alla lunghezza delle ore della notte, fanno scattare tutta una serie di processi e che portano alla fioritura, che è un altro di quegli eventi proprio di grande importanza, perché vuol dire che durante la fioritura la pianta è in grado di iniziare dei processi che portano poi a mettere le basi per una nuova generazione, quindi è una delle tappe proprio essenziali. Allora, ovviamente l'approccio, diciamo, riduzionistico degli studiosi è quello dello smontare un processo così complesso come quello del dire tutte le piante stanno fiorendo, chiedendosi: ma come faccio ad affrontare questo problema? Non posso affrontarlo così globalmente dicendo tutte queste piante diverse, ce ne saranno, sappiamo che ci sono 390.000 specie di piante, e allora tutte quante rispondono, sono intelligenti allo stesso modo. No, noi andiamo a vedere quelli che sono i processi, smontando, diciamo, questo complesso meccanismo e cercando di porre delle domande ovviamente più riduttive, diciamo, ma più semplici, che si possono sperimentalmente affrontare. Quindi questo, diciamo, è un po' il modo, la metodica, proprio la metodologia scientifica del fare un'ipotesi. Galileo ce l'ha già insegnato x secoli fa, e fare l'esperimento e verificare se il risultato. Invece è chiaro che se noi diciamo la pianta è intelligente, non sappiamo tanto bene che esperimento fare, questo è il problema. E quindi quello che noi possiamo dire in questo momento è che non abbiamo degli esperimenti che veramente ci dimostrino in modo convincente l'intelligenza, se noi andiamo al di là dell'intelligenza biologica, ma lo intendiamo come un processo, diciamo, decisionale, cognitivo, che proprio richiede un'intenzionalità. E su questo siamo abbastanza sicuri che non abbiamo dati scientifici. Un altro degli attributi antropomorfici di cui si parla a proposito delle piante è quello di una memoria che permette alle piante di ricordare eventi passati e, in conseguenza di questa capacità di memoria, di adattarsi rispondendo meglio a eventi successivi. Quindi la teoria dell'intelligenza vegetale suggerisce che la pianta abbia capacità di apprendimento, di memoria e di decisione. Vorrei discutere con voi due brevemente le differenze fra una memoria come quella che abbiamo noi, di cui non conosciamo il meccanismo di funzionamento, sappiamo solo che ce l'abbiamo, che in presenza di certi eventi possiamo anche perderla, purtroppo, incluso l'invecchiamento. Dicevo, fra una memoria che è iscritta in un sistema nervoso e una memoria nelle piante che non hanno un sistema nervoso e in cui ad oggi le uniche evidenze di memoria sono di una memoria epigenetica, cioè che viene scritta nella sequenza del DNA, che è fondamentalmente diversa. Magari Marco, se vuoi. Oddio, non vorrei prevaricare perché sono un parecchio meno tecnico di Paola Bonfante, ovviamente. La parola magica a questo punto è proprio epigenetica.
noi abbiamo una memoria, noi parliamo di uomini che sono le specie che conosciamo abbastanza meglio, abbiamo una memoria che deriva dall'interazione tra i neuroni con un genoma, cioè le istruzioni scritte nel DNA, che è relativamente tutto uguale all'interno dei neuroni, all'interno di tutte le cellule del corpo. Le piante hanno una memoria derivata dalla modulazione del genoma stesso. Cosa vuol dire? Vuol dire che se succede qualcosa, alcune sostanze possono entrare nel nucleo delle piante, nel nucleo della cellula vegetale e fissarsi prima o dopo un determinato gene in modo da farlo funzionare di più, di meno o di bloccarlo. Il gene rimane uguale. Attenzione, la sequenza del gene rimane uguale, a parte le mutazioni, ma non ci interessano a questo punto. Quello che cambia è, come si può dire, l'interruttore che lo fa funzionare e lo blocca. Okay? Questa flessibilità genomica e soprattutto epigenetica consente alle piante di introiettare segnali che vengono dall'esterno. Poi volevo fare una piccola postilla sulla storia dei segnali, dei dati. Consente alle piante di introiettare segnali che vengono dall'esterno e quindi riuscire a funzionare in maniera differente a seconda di quello che succede all'esterno. Okay? Quello che facciamo noi, anche noi introiettiamo i segnali, ma li elaboriamo in un centro di elaborazione, un centro di controllo che è il famoso cervello di cui parlavamo prima, quello che ci consente di scappare dalla tigre e di inseguire eventualmente l'antilope per sfamarsi. La storia dei dati è interessante anche questa. La maggior parte delle piante hanno un numero di sensi, cioè di canali entro cui entrano è cattivo, insomma, all'interno del quale entrano i dati dell'ambiente esterno, che è molto superiore al nostro. Secondo uno studioso, Daniel Chamovitz, ne hanno oltre 20, 21, poi intanto se ne scopre qualcun altro. Adesso non vorrei... Lei mi conferma che sono così tanti, insomma. Sicuramente sono molto numerosi perché hanno questa necessità di riuscire a integrare tutta una serie di cose. Ossigeno, anidride carbonica, gravità, acqua, fosforo, azoto, i batteri, la comunicazione con i funghi, eccetera, eccetera. Cioè i segnali. Il tocco, stimoli meccanici. Stimoli meccanici, sassolini all'interno del suolo, eccetera. Tutti questi segnali devono essere integrati in qualche modo, però sono integrati, come dicevamo prima, non da un centro di controllo che non esiste, peraltro. Ecco, allora a questo, presentazione generale del ruolo dell'epigenetica vorrei fare un piccolissimo esempio, se posso, proprio del dire com'è che noi possiamo studiare questa potenziale memoria. Vorrei ritornare al solito mio sistema biologico, che è l'unico che conosco, queste interazioni tra funghi simbionti e piante. Allora, ci sono dei funghi che si chiamano micorrizici arbuscolari che fanno veramente benissimo alla pianta, perché la pianta, noi lo vediamo in condizioni di laboratorio, cresce davvero meglio, ha tutta una serie di risposte che sono proprio sistemi che noi diciamo perché si sviluppa meglio, fa più fotosintesi, ma la cosa molto interessante è che quando una pianta micorrizzata viene trattata con un patogeno e quindi in un tempo successivo, cosa vediamo? Che la pianta micorrizzata reagisce meglio al patogeno, come se avesse veramente la memoria che è stata micorrizzata. Però attenzione, questo avviene nello stesso individuo. Noi non abbiamo dei dati che ci facciano vedere che questo processo che noi chiamiamo di priming, perché è come se la pianta avesse avuto un segnale positivo dalla presenza del fungo che mantiene per la sua esistenza e quindi le dà un aiuto quando effettivamente è attaccata da un patogeno o anche da uno stress abiotico.
Quindi cosa ci manca per arrivare a dire che questa è una vera memoria? Non conosciamo benissimo il processo. Sicuramente ci sono queste, modulazioni epigenetiche, però ci sono tante review, come discutevamo, ma lavori sperimentali sono ancora molto limitati e soprattutto non sappiamo che cosa succede nelle generazioni successive, per cui non possiamo dire al momento che l'impatto positivo della micorrizzazione arbuscolare veramente si trasmetta come una memoria biologica alle generazioni successive. Questo è sicuramente un campo interessante, ma che ci fa capire come sia ancora un problema molto aperto, secondo me. Anzi, direi che se la memoria nell'ambito della stessa generazione è un dato abbastanza acquisito, Accettato, sì. la trasmissione da una generazione all'altra, quella che si chiama ereditarietà transgenerazionale, è Certo, qualcosa che aspetta ancora di essere esattamente. comprovata Sì, dai sì, esperimenti. sì. E Ci non sono è dei neanche dubbi anche facile. per gli animali, ci sono dei grossi dubbi Esatto. anche per Sì. le vicende. Anche sulla famosa questione, ad esempio, della carestia in Olanda durante la sì, guerra, giusto. Sì, che era sì. stata vista come un'evidenza di ereditarietà epigenetica. Anche lì ci sono spiegazioni alternative che non richiedono la trasmissione da una generazione all'altra. Sì. Allora, in tutta questa narrazione sulle piante che assomigliano tanto a noi, un ruolo decisivo, secondo me, l'ha avuto una scienziata canadese di nome Suzanne Simard, Certo. che non parlava di intelligenza, ma ha iniziato a parlare di altruismo e comunicazione e ha dipinto le foreste come un'entità in cui tutti collaborano per il bene comune. E questo credo che abbia sicuramente influenzato molto, grazie anche poi a tutto il lavoro che Simard ha fatto anche come divulgatrice e comunicatrice, il modo in cui oggi si vedono le piante. Paola, potresti descriverci brevemente gli esperimenti da cui è partita? Sì, intanto se mi permetti possiamo provare a chiedere al nostro pubblico chi ha mai sentito parlare di questo www? 1, 2, 3, 4, 5, va bene, grazie molte, 5 o 6, quindi va bene. Allora quello di cui stiamo proprio cercando di dare le basi, tutto nasce veramente da un lavoro scientifico serissimo pubblicato su Nature nel 1997, quindi stiamo assolutamente 30 anni fa, quindi è da 30 anni che c'è proprio questa narrazione importante da questa ricercatrice canadese Suzanne Simard, che fa un esperimento complesso, molto molto ben impostato. Ci sono due piante, una betulla e una pseudotsuga, che è una gimnosperma diciamo americana, messe a circa mezzo metro di distanza e connesse tra di loro da questi famosi funghi micorrizici di cui vi avevo già parlato prima, anche se sono, diciamo, dei funghi micorrizici che appartengono a degli altri gruppi. Comunque, la cosa interessante è che lei parte dall'ipotesi che ci sia uno scambio tra le due piante. Come fa a dimostrare questo? Quindi esperimento molto corretto, dà a entrambe le piante dell'anidride carbonica, che è l'elemento fondamentale per fare la fotosintesi, marcata con due isotopi diversi, per cui alla betulla da un isotopo e all'altra da un altro isotopo, e quindi si vede se c'è lo scambio tra le due. Il primo esperimento del primo anno non succede assolutamente nulla. Il secondo anno vede che dalla betulla c'è un passaggio di questo carbonio marcato alla pseudotsuga, che però sta all'ombra e che quindi ha una minore resa ovviamente fotosintetica. Poi sappiamo che le conifere hanno anche dei problemi sicuramente di minore efficienza, e viene calcolato questo all'incirca con un 6% di passaggio di carbonio da una parte all'altra. Il lavoro fatto benissimo, correttissimo, e viene intitolato da uno dello staff di Nature appunto come questo Wood Wide Web, richiamando subito la metafora del mondo digitale e della connessione. Questo lavoro ha, appunto, come diceva Michele prima, un successo straordinario, per cui Suzanne Simard passa da questo discorso della connessione tra due piante che sono a 500 a mezzo metro di distanza alla connessione che c'è su
in tutta la foresta, quindi la foresta diventa la foresta socialista, cooperativa, la pianta madre dà da mangiare ai suoi bambini, ci sono tutte le metafore che vogliamo, anche quella della maternità. E quindi si arriva fino a un certo punto e poi gli scienziati dicono è troppo. E Marco, qual è, 30 anni dopo quasi, il lascito sia scientifico che sociologico degli esperimenti della Simard? Allora, il lascito scientifico è rimasto quello del 96, 97, giusto? 97, sì. Ci sono stati esperimenti successivi che hanno dimostrato anche lì un limitato scambio. Ci sono state discussioni successive che hanno dimostrato come lo scambio potrebbe essere stato causato da tutt'altro meccanismo, non diciamo, la trasmissione attraverso i funghi. Quello che è rimasto è quello che tu hai chiamato il lascito sociologico. Una figura, diciamo una rappresentazione, una narrazione così ricca, così ampia, così pacificante, così accurata da certi punti di vista, non poteva non avere un grosso impatto sul nostro modo di vedere le piante. Dopo gli articoli della Simard, dopo altri lavori successivi, l'esplosione di questo modo di vedere la foresta è stata definita a un certo punto anche un meta-oggetto, un qualcosa di troppo difficile perché noi lo possiamo capire, dominata da un solo fattore, una sola dinamica, che è quella della cooperazione. Allora, provate a vedere la rappresentazione di una società che a questo punto ci viene definita come perfetta. Tutti si aiutano anche tra estranei, gli alberi madre aiutano i semenzali, cioè i piccoli semi che sono germinati. Se c'è qualche pericolo che sta arrivando, gli alberi comunicano agli altri: guardate che sta arrivando un pericolo. Faccio una parentesi, un articolo dell'anno scorso ha fatto presente che alcune piante comunicano a quelle vicine che sta arrivando un'eclissi, che cosa possa servire a una pianta sapere che ci sta arrivando un'eclissi è piuttosto misterioso, però questo è. Allora, figuratevi una narrazione di questo genere se non può avere un impatto al di là del mondo scientifico, su tutti coloro che leggono questi libri, scritti benissimo, con un'emotività grandissima e con un'ottima capacità divulgativa. Tutti sono rimasti affascinati. Gli artisti hanno creato performance. Il famoso e costosissimo e lucrosissimo film Avatar è basato essenzialmente sui lavori della Simard, tanto che alcuni, prima di fare Avatar, prima di fare il film, che alcuni della truppa di Cameron sono andati dal Simard per avere delle informazioni su come costruire l'albero madre, di cui non ricordo la definizione nel film, però insomma ci siamo capiti, quello grosso dove ci sono tutti i navi che si collegano con la coda USB agli alberi. Tutte queste cose hanno creato una narrazione onnipresente che ha avuto la conseguenza di costruire le teorie di Suzanne Simard e di altri e di trasformarle in qualcosa di incontestabile. Sì. Nessuno si lamenta più dicendo scusate, dateci le prove. Nessuno dice ci potrebbe essere qualcosa che non va. La teoria è definitiva, è un cambio di paradigma che fuori dal mondo scientifico, fuori dai laboratori, è considerato ormai stabilito e incontestabile. Sì. Questo secondo me è un grosso problema dal punto di vista scientifico e non solo dal punto di vista scientifico.
Sì, assolutamente. Se posso aggiungere, questo va molto in un'idea che la natura è buona, e cioè quindi che uno dei problemi nella comunicazione, nella narrazione, è dell'attribuire dei valori etici alla natura, in questo caso alla foresta, mentre invece noi sappiamo benissimo che la natura, le piante non hanno valori etici. I valori etici sono quelli dell'umanità, che magari li riverbera in un diverso da sé, no? Allora, la domanda più generale che vorrei farvi è: perché sentiamo questo bisogno di antropomorfizzare le piante? Cioè, è perché abbiamo un bisogno innato di rivedere negli altri quelle che sono le nostre caratteristiche? Vuol dire una cosa che facciamo tutti i giorni. Io ho un cane e la tratto esattamente come un essere umano. Oppure è legato ai tempi in cui viviamo, che sicuramente ha visto svilupparsi tutta una serie di movimenti che favoriscono questa visione, pensiamo al movimento New Age, eccetera. Vi do un esempio di come si può vedere la stessa cosa in maniera diversa. Io quest'inverno ho comprato una piantina di salvia che ho messo sul davanzale della cucina. Questa piantina è sopravvissuta per qualche mese con delle foglioline piccolissime. Poi 2 settimane fa l'ho piantata in una aiuola in giardino. E l'altro ieri ho detto a mia moglie: sai, la pianta di salvia adesso ha le foglie molto più grandi. E lei mi ha detto: si vede che non le piaceva stare dentro. Certo. Questa è la visione Certo. antropomorfica. Dal punto di vista mio era una normalissima reazione, cambia l'ambiente, la pianta risponde di conseguenza, è una prova di quello di cui tu parli nel tuo libro, cioè questa grande plasticità fenotipica che le piante hanno, cioè di adattare il loro fenotipo, il loro aspetto esterno a quelle che sono le condizioni ambientali. Però indubbiamente la tendenza a attribuirgli comportamenti umani c'è, quindi mi piacerebbe... Ma gli hai parlato con la salvia o no? Gli hai detto qualcosa? O... Ho detto cresci. E cresci. Cresci in modo imperativo. Quindi qual è secondo voi? Sì, è il nostro cervello che è fatto così. Cioè noi come specie siamo sulla Terra da 300.000 anni, poi siamo stati preceduti da altre specie ovviamente, dagli australopitechi a Sahelanthropus, a altre bestioline almeno da 6-7 milioni di anni. Il nostro cervello è stato plasmato in modo da proiettare sulla natura alcune caratteristiche proprie del nostro, appunto della nostra umanità. Questo perché? Perché la selezione naturale ha fatto sì che questo fosse il modo migliore per sopravvivere. La nostra visione del mondo non è una visione che corrisponde alla realtà, è una visione che corrisponde al modo migliore per sopravvivere, fare dei figli e portare il nostro patrimonio genetico alle generazioni successive. Se questo è diverso da quella che noi potremmo definire la realtà, che secondo la maggior parte dei studiosi della storia della scienza sarebbe quasi irraggiungibile, non importa. Non importa, perché questo ci ha fatto sopravvivere fino adesso, è uno strumento fondamentale che ci ha fatto sopravvivere fino adesso e che non corrisponde affatto a quella che c'è fuori da noi, è irrilevante. Quello che noi vogliamo vedere è una società migliore nelle piante, è una intelligenza migliore probabilmente della nostra. Ci sono alcuni esempi odierni, diciamo contemporanei, che ci fanno pensare che forse sarebbe meglio se le piante fossero intelligenti, ma insomma lasciamo perdere la notazione attuale. Quindi è il nostro modo di ragionare, è il nostro modo di ragionare plasmato dalla selezione naturale. E siamo fatti così, come si diceva qualche tempo fa. Paola? Ma per me l'antropomorfismo risponde a una richiesta molto umana, d'accordo, esattamente come dice Marco, di affrontare l'ignoto, quello che noi non conosciamo. Quindi noi come ci rimettiamo in qualcosa che non conosciamo, che ci è difficile capire, anche proprio come linguaggio? Come facciamo a parlare col nostro linguaggio, a parlare di piante? Allora è facile antropomorfizzarle, ma questo da sempre, voglio dire, se pensiamo agli dei dei greci, che erano tutti fatti come gli uomini, e quindi l'idea proprio che la divinità deve essere come l'uomo perché la capisci meglio.
O viceversa, se pensiamo alla nostra civiltà, diciamo, occidentale, che bene o male nasce da un Dio che fa Adamo sua immagine e conoscenza perché domini la natura. Quindi secondo me l'uomo, quando antropomorfizza, si sente un po' come Dio e domina quindi quello che lui antropomorfizza. Quindi mi sembra che ci siano tanti aspetti, ma veramente che sono connaturati con la nostra civiltà, perché ad esempio se andiamo in civiltà, che so io, amazzoniche o africane, studiate dagli antropologi come il professor Remotti, allora lì vediamo che invece la pianta fa parte proprio della cultura, quindi lì l'antropomorfizzazione non esiste, ma è che proprio la pianta è in continuità con la civiltà del villaggio, perché fa proprio parte di quella. E mi sembra, per dire, rispetto a quello che tu dici del mondo attuale, noi viviamo continuamente in queste metafore antropomorfizzanti del mondo digitale, per cui dall'intelligenza artificiale, come nasce dall'idea dell'avere antropomorfizzato il computer che diventa come il cervello, e quindi di qui l'intelligenza è come il computer, e poi alla fine noi parliamo con ChatGPT, io già sono una di quelle che l'antropomorfizza, quindi... Allora, c'è questa tendenza ad antropomorfizzare. Questo atteggiamento, che voi dite essere innato, ha dei pericoli, cioè ci può causare dei problemi. E quindi Marco, lasciar passare un messaggio accattivante, ma che non trova evidenze scientifiche per ora, ha dei pericoli oppure no? Io ne vedo due, poi probabilmente la professoressa Bonfante potrà essere d'accordo e allargare, secondo me, con la sua visione molto più ampia della mia. Uno è proprio dal punto di vista scientifico, cioè un filone di ricerca che si basa su alcuni esperimenti di 30 anni fa, ma che non sono stati ripetuti, non sono stati confermati, non sono stati allargati in altri ambiti di ricerca, è un filone di ricerca piuttosto debole. Nonostante ciò riceve finanziamenti, riceve appoggi, viene ancora una volta, come dicevo prima, viene presentato come incontestato e incontestabile anche, tanto per essere chiari, in trasmissioni televisive. Quindi tutto questo è uno sviare l'attenzione verso un modo, chiamiamolo chiaramente più noioso, ma molto più corretto di fare la ricerca. Un altro problema è quello che riguarda invece la conservazione. Specialmente Suzanne Simard ha detto molto chiaramente che il suo approccio, quello di vedere l'albero madre, la foresta come un tutt'uno, eccetera, è anche dettato dalla sua volontà di spingere verso la conservazione delle foreste del British Columbia, dove vive lei, in Canada. Se le motivazioni per conservare queste foreste si scopre che non sono quelle corrette, cioè che l'albero madre non esiste, per essere chiari, che le foreste non sono collegate, che soprattutto, e questa è una questione che ha a che fare più con la teoria che con la pratica, ma credo che possa essere interessante, la cooperazione è interessante e importante, come d'altronde deriva dagli studi di Paola Bonfante, ma all'interno di un ecosistema c'è anche la competizione, e secondo Darwin forse soprattutto, ma insomma ignorare totalmente la competizione all'interno di un ecosistema significa spazzare via 170 anni di studi di teoria dell'evoluzione. Chiudo la parentesi. Il fatto di avere delle motivazioni e delle colonne che sostengono la tua volontà di protezione, che sono deboli e che possono crollare da un momento all'altro, rende il tutto piuttosto poco robusto, piuttosto poco fattibile, insomma. Quindi io cercherei proprio, non dico di abbandonarli, ovviamente è un filone di ricerca che può andare avanti e potrebbe portare a qualcosa, però di completarlo con un modo più allargato e più completo, scusate la bisticcio, di vedere gli ecosistemi. Sì, qui volevo ricordare che la teoria evolutiva ha sempre fatto una grande fatica
a giustificare i comportamenti altruistici. Certamente. Anche se posso dire la verità, la teoria evolutiva dice che il comportamento altruistico non esiste, quindi Allora. sono stato un po' tranchant, no. Sono cattivo di dentro, sono cattivo dentro. Diciamo, se posso dire, piccolo commento, allora per me quando parlo dei miei sistemi io metto Darwin e Lynn Margulis, quindi competizione e cooperazione, che sono due forze trainanti secondo me dell'evoluzione. Ecco. Assolutamente. Sì. E in tutto questo, che in parte, anche in base a quello che ci descriveva Marco, è una scienza che ha già una tesi definita e non vuole far altro che confermarla, per certi versi. Cioè la Simard sapeva dove voleva arrivare Esattamente, e sì. poi va a cercare evidenze che supportino quel punto di arrivo che le interessa. Ma in tutto questo che ruolo hanno, Paola, le riviste scientifiche, che oggi sono sempre più a caccia dei messaggi che possano far presa sulla pubblica opinione? Tant'è vero che tu stessa ci hai detto che parte dei problemi col lavoro della Simard sono derivati da come ha titolato. Certo, assolutamente, non era lei, ma neanche il commentatore David Reed, che è uno bravissimo, aveva descritto l'esperimento, mentre invece questo titolo di grande rilievo è arrivato dallo staff di Nature. Allora, quello che secondo me dobbiamo considerare è che tutta l'editoria delle riviste scientifiche è un business. E quindi loro vogliono vendere, quindi come tale vogliono dei titoli che siano accattivanti, perché le riviste come Nature Science non sono soltanto più lette dai ricercatori, ma sono lette da tutti i giornalisti, comunicazioni, vanno sulle televisioni, quindi è ovvio che è affascinante quello. Allora, sempre per restare sui miei, quindi hanno sicuramente una responsabilità, però è anche difficile tirarsi fuori, sempre parlando dei famosi funghi micorrizici, tutto un discorso fatto da una società molto importante che si chiama una fondazione per determinare quelli che sono i funghi micorrizici che sono diciamo proprio sulla Terra, quindi miliardi di sequenze di DNA, 250.000 campionamenti, lavoro su Nature. Come viene poi presentato come gli ecoguerrieri del suolo. E devo dire che anch'io non so tanto resistere al fascino dell'usare la parola gli ecoguerrieri del suolo, per cui devo fare una conferenza sui funghi e dico sì, vi parlo degli ecoguerrieri, però poi mi rendo conto e voglio spiegare che cos'è che vuole dire parlare degli ecoguerrieri. Per cui per me il messaggio è del dire ma sì, il titolo anche glamour che affascina è un modo per sollevare l'attenzione, però poi bisogna dire attenzione, che cosa c'è dietro di scientifico. Sì, perché forse una cosa che non a tutti è nota è che poi le riviste scientifiche più prestigiose hanno come obiettivo quello di essere citate dai mezzi di comunicazione di massa. Cioè quello che interessa a Nature e Science è che almeno una parte dei loro lavori venga ripresa da New York Times, da CNN, da CBS, eccetera. Quindi The Guardian. Sono sempre alla ricerca di un'interpretazione del risultato e in questo devo dire, nella mia esperienza, cercano anche di forzare la mano ai ricercatori che possa andare in quella direzione, cioè che possa consentirgli di raggiungere. Questo lo fanno anche le università, devo proprio dirlo. Lo fanno anche gli uffici stampa dell'università, sicuramente, che hanno lo stesso obiettivo. No? Allora, abbiamo parlato di intelligenza delle piante, ma l'intelligenza di cui si parla di più di questi tempi è un'altra, e l'ha citata Paola, l'intelligenza artificiale. Allora io ho fatto un test con ChatGPT, con cui non sono i rapporti così stretti come Paola, io ho un rapporto un po' più conflittuale, e ho chiesto a ChatGPT di mettere a confronto i due libri che hanno scritto Marco e Paola, e la sorpresa che ho avuto io, che mi ero letto i due libri, è che ChatGPT risponde dicendo i due libri presentano punti di vista diversi, quando invece secondo me in maniere diverse ma presentano lo stesso punto di vista. Allora vorrei sapere cosa ne pensate, è ChatGPT che sbaglia o sono io che sbaglio? Allora, Michele mi ha fatto vedere la frase per cui ChatGPT dice ecco Paola dice cose completamente diverse da Marco. Quella frase non esiste.
esiste. Io mi sono sentita molto punta sul vivo, ho detto ma non è possibile, io non posso aver scritto un qualcosa del genere. Allora sono andata a cercarla proprio parola per parola con i controlli del testo, non esiste. Quindi che cosa vuol dire? Attenzione, ChatGPT sbaglia, anche se continuo a dire, a me piace tanto parlare con lui perché è tanto complimentoso e quindi uno non resiste ai complimenti, però sbaglia. Marco? Non posso che confermare, ovviamente, perché se si parte da un presupposto, non dico sbagliato, ma insomma, l'intelligenza artificiale ti dà delle interpretazioni e ti liscia un po' sempre il pelo, quindi quando bisogna dirglielo qualcosa del tipo Marco Ferrari e Paola Bonfante sono nemici acerrimi e quindi tu devi spiegarmi perché sono nemici acerrimi, cioè bisogna presupporre Certo, dare un prompt. dargli un prompt, esattamente. Un prompt molto preciso. Prima di aprire la discussione al pubblico, qualora ci fossero domande che volete fare ai nostri due ospiti, vorrei che soddisfaceste una mia curiosità personale. A me ha colpito, leggendo i vostri due libri, vedere che il giornalista divulgatore che è Marco ha scritto un libro da contenuti che sono più strettamente scientifici, mentre la scienziata ha scritto un libro che lei è la prima a definire meno scientifico. Quindi da cos'è che nasce questa scelta? No, a te? A te? Dal fatto che io sono limitato, la mia conoscenza, diciamo, della letteratura, dell'arte, della storia umana può essere chiesta a ChatGPT, tanto in una paginetta viene fuori, e dal fatto che quando comincio a fare qualcosa voglio andare fino in fondo. Parlando di tutto un altro argomento, cioè ad esempio di musica, sono quello che quando comincia a ascoltare un determinato artista sono un completista, voglio avere tutto. E quindi mi sono impelagato in questa cosa e ho detto voglio cercare di capire fino in fondo come stanno le cose. Io ho scritto altri libri su argomenti leggermente diversi, in entrambi i casi mi hanno detto no, è troppo, basta. Non è vero, non è vero, sono divertenti, sono carini, però non ho la conoscenza, No. non ho voluto dimostrare la mia mancanza di conoscenza della cultura umanistica che ha la professoressa Bonfante. Paola? Allora, io invece sono partita dall'idea che non ero interessata a scrivere un libro di divulgazione, perché ero interessata a fare delle piccole riflessioni che io definisco i miei pensierini da pensionata, quindi li metto proprio assolutamente a quel livello lì, però ho detto in realtà in questi pensierini in cui mi sono affacciata a dei mondi non miei e che quindi sono sicuramente superficiali, tuttavia ho sempre voluto un po' mantenere il mio occhio da ricercatrice, per cui per ogni capitoletto in realtà io metto un piccolo paragrafo che è scientifico abbastanza e mi dicono niente facile perché le persone lo saltano, quindi evidentemente come divulgatrice sono un disastro, ecco. Poi Paola si fa anche problemi etici, per cui alla fine del libro dice io sono qua a discutere di queste cose che a fronte di tutti i problemi che abbiamo oggi sul pianeta possono sembrare frivole. Sì. E l'ultimo capitolo è dedicato al tema delle guerre e come le guerre influiscono sulle piante. Sì. Ecco, non dimentichiamoci, e poi magari se non ci sono domande ritorniamo su questo tema, che le piante possono essere una delle soluzioni principali ai problemi ambientali che abbiamo, cioè al fatto che oggi noi consumiamo molte più risorse naturali di quante non ne produciamo. Sono il problema in un certo senso, ma anche la soluzione del problema possibile. Allora, direi che possiamo sentire se ci sono domande da parte del pubblico. Il fatto che i terreni agricoli in tutto il mondo sono sfruttati con moltissima chimica, fertilizzanti. Io parlavo con un mio amico che è un vecchio agricoltore, mi diceva ma questi
questi terreni prima o poi diventeranno polvere, cioè non avranno più niente di vitale, quindi non c'è il rischio che poi ci troveremo tutta questa marea di terreni morti, che non produrranno più niente? Allora, sì. Chi vuole Il rispondere? professore di genetica. Professore di No, genetica, allora, la più poi indicata per parlare di terreno è Paola, più di me. di tu. È un problema molto sentito, forse con la rivoluzione verde inizialmente ci si è fatti prendere più la mano dall'entusiasmo per i progressi che si vedevano, non pensando a quelle che sarebbero state le conseguenze a lungo termine, una delle quali è sicuramente il depauperamento progressivo dei terreni. Oggi si parla di agricoltura rigenerativa, intendendo con questo un modello di agricoltura che dovrebbe assicurarsi non solo di produrre, ma anche di fare sì che le risorse dei terreni non vengano intaccate. Indubbiamente però c'è un problema con quello che è già stato fatto e non è solo la chimica di sintesi, perché uno dei problemi più grossi che stiamo affrontando in Europa è quello legato all'agricoltura biologica e all'uso estremamente intensivo di rame che si accumula nei terreni, non si degrada e penalizza la fertilità dei suoli. Però teniamo anche conto che la tecnologia potrebbe riservarci anche altri modelli di agricoltura. Oggi si parla di agricoltura senza suolo. Sì. E quindi in futuro potrebbe anche essere che riusciamo a produrre alimenti facendo completamente a meno della risorsa suolo. È un discorso che le associazioni che rappresentano gli agricoltori non vogliono sentirsi fare, perché azzererebbe il valore del loro capitale, però indubbiamente come paese e soprattutto come società che vuole essere attenta ai problemi ambientali sono sviluppi tecnologici ai quali non possiamo fare a meno di guardare. Ecco, sì, vorrei aggiungere che proprio con il professor Morgante noi la settimana prossima organizziamo a Roma un convegno che si intitola Cibo che verrà e dove proprio una grossa componente è dedicata a delle forme di agricoltura che siano effettivamente più rispettose, per cui all'interno di questo discorso dell'agricoltura rigenerativa ci saranno proprio degli interventi anche su quello che si chiama l'agroecologia, cioè quindi del come sia possibile preservare il suolo proprio realizzando delle tecniche di agricoltura che sono meno invasive proprio per il suolo, ad esempio limitando tutte le arature proprio per conservare quegli intrecci dei microrganismi che sono proprio un po' alla base della fertilità del suolo. Quindi diciamo proprio ci sono molti aspetti della ricerca proprio traslazionale che vanno sul discorso che il nostro ascoltatore ha posto come problema. Sì, buongiorno, è una piccola riflessione che mi è venuta ieri, che forse va un po' a margine della discussione di oggi, ma eravamo a Lignano, passeggiavamo nella pineta e mi dicevo guarda che bravi a far sopravvivere, cosa che magari in altri ambienti simili non è successa, al cemento questa bellissima pineta. Poi però mi sono detta sì, ma questa gestione degli spazi verdi che apparentemente è così bella, è così ben fatta, mi ha fatto pensare sì, ma il giorno in cui questi pini che noi abbiamo fatto sopravvivere dovessero morire, la pineta è finita, perché falciando continuamente sotto i pini non si permette alla pineta di rigenerarsi. D'altra parte poi si va nella pineta a fianco, dove ci sono le colonie a Lignano, e lì è una follia, cioè non è impossibile attraversare perché... Quindi dove sta il limite del nostro intervento e se è lecito un intervento? Abbiamo occupato, da quello che si sente dire, il 75% della superficie emersa
del pianeta. Ci rimane il 25% naturale. Voi dite noi respiriamo grazie alle piante. Quindi? Grazie. Allora, quello che ci ha raccontato lei corrisponde anche a una tendenza che nella società occidentale, in particolare in quella europea, io trovo sia molto marcata, cioè quella di preoccuparci di proteggere più gli ecosistemi creati dall'uomo che non i veri ecosistemi naturali e di confondere le due cose. È indubbio che la pineta, così com'è oggi gestita, non è un ecosistema naturale, ma non lo sono neanche i paesaggi rurali nostri. Però dall'altra parte, indubbiamente è meglio la pineta pur gestita in questo modo che non una colata di cemento. E in questo senso vanno anche visti questi interventi di cui si è molto parlato sui giornali, con numeri piantiamo 1 miliardo di piante come possibile soluzione. È chiaro che anche in quel caso non andremo a costruire un ecosistema naturale, però indubbiamente può aiutarci a risolvere il problema. Poi dietro c'è, da un certo punto di vista, tanta retorica e anche tanta imprecisione, perché poi ad esempio c'è un problema banalissimo: dovessimo piantare 1 miliardo di piante, non sapremo dove prendere il materiale per avere questo 1 miliardo di piante. Poi dove le piantiamo? Poi dove le piantiamo dobbiamo anche trovare gli spazi per farlo. Però è un messaggio che sui giornali ha venduto indubbiamente bene. L'ennesima dimostrazione che la narrativa ben costruita ha più spazio di un approccio più scientifico, perché il miliardo o 1.000 miliardi. O forse era 1.000 miliardi, sì, perché adesso si parla di svariati ordini di grandezza. È stato accolto come il messaggio salvifico: siamo a posto, abbiamo risolto il problema del riscaldamento globale. Non è vero, non è assolutamente vero. Una cosa di questo genere ha una serie di problemi enormi che non risolve il riscaldamento globale, che può essere risolto in tutt'altro modo, prima di tutto diminuendo le emissioni, ad esempio. Quindi anche la gestione dalla pineta al fermare l'abbattimento delle foreste indonesiane, congolesi o del Sud America, è un nostro modo di vedere le cose, di essere attivi come specie. Noi dobbiamo muoverci, sempre e comunque, che però ci porta spesso e volentieri, come è successo con la rivoluzione verde, ma come è successo in tanti altri, a non capire quelle che gli inglesi chiamano unintended consequences, conseguenze inattese. Possiamo pensare quello che vogliamo, ma ci sarà sempre qualche conseguenza che non riusciamo a prevedere. Lo so, sono pessimista, scusate, ma sono fatto così. Va bene, io direi che il tempo è scaduto. Vorrei ringraziare tantissimo e chiedervi di farlo anche voi, i nostri 2 ospiti che ci hanno intrattenuti per quest'ora. Grazie. Il nostro